Chi fuma, chi fuma. Ma il Murat, chi fu? Guarda che c'è se fiede, palmano. Moratti. Ma fu, dato Murat più tardi. Beh, io dico poi. E poi tu facendo così intralci il mio lavoro, il mio negozio, ma tu pazzi. Chi fuma? Tengo pure vecchio con barba. Ma non chi fumate? Ma che già fumato, l'anima mia mamma. Sì. Ma come si può fare? Che puzzate perdere la voce, o fiato di polmone. Da stamattina ho letto un fatto di cronaca a coppa a 30 volte senza capire niente. Che può capire? No, chi? Voi senza che facete più buttare quello che siete. Noi abbiamo cose, no qua non venimmo. Già, perché quello il fumatore deve sentire la voce per so comprare sigarette. Si capisce? Sentite, noi abbiamo cose, a voi non mi conviene, hai stato con le andiate per un'altra parte, vabbè. E non posso fare, se no già l'avrei rifatto. Ma perché non potete fare? È perché tengo un appuntamento importante con Vincenzino Santa Croce per le fare un conto di un carico di sigarette dell'altro giorno. A proposito, Ronaghi, Dite, donna. a che ora ha detto che veniva Vicenza? Guardate, come mi ha dato l'appuntamento, a momenti dovrebbe essere qui. Facetemi un favore. Si viene ricidere che l'aspetta non paga se nani una sorte. Va bene, sarete servite. Ma siete che bene la parte nostra, 4 ore un'ora. Falla venire. Toto, Chi è? con Mauli mi mettere nome. Che male. Oggi sta settimana non ti si è fatto proprio presente. Perlomeno voglio credere che per tutta stasera ti facerai presente. Se no non ti piglia la collera, ma io mi regolo a modo mio. Donna, ma perché parlate con tua donna marito? Voi quando mi diste i soldi per il capitale e diste per mano a me, perciò parlate con me, l'uomo all'uomo una mezza. L'uomo? Perché io non so. Perché te re, se tu dico a te tu che fai? Mette mano alla sacca e mi fa. Se potesse perché no? Ma voi si ben sapete, giovedì passato abbiamo avuto la finanza in culo e si è pigliato mezzo carico di sigarette, perciò denaro non tenemmo, non ci potremmo muovere ancora. Brava Teresa, però quando ti hanno servito i soldi per vendere e per mangiare tu e marito, non mi parlate così. Che volete fare? Quello sapete il proverbio come dice? Aven, puten, pavan. Non aven, non puten, non pavan. Sto proverbio ha stivato per te e marito. E circa per tutta la giornata rimane, ma manno i soldi fino a casa. Perché se no mi manno a pigliare picchirichi. Noi ci siamo mandati. Ronaghi? Io non faccio niente, donna ma. E ci manca fatto. Non vi scordate di fare la mascia. Sarete servite, non vi preoccupate. Buona giornata a tutti. State buonasso. E capisci? Se mi hanno pigliato per chirichie. Come noi poi non sapessimo che ci manna a Vicenzina Santa Croce. E che ci ho mannato a Vicenzina Santa Croce, ci ho mannato. Ma che c'ha che guarda, appena me lo coi, ci faccio mangiare sigaretta una così, che faccio mangiare. Me ne dispiace che sono guaglione. Ce l'ho anche lei. Peppone, queste sono cose che a te non ti interessano, fate voi. Queste sono cose gente grossa. Piuttosto vieni qua. Se che ti sta stecche malboro e portano un coppato ragioniere a fianco, va? Quando mi darà, mamma? 8.000 lire questa, 1.000 lire vado a passare, sono giusto 9.000 lire, vai e vieni un buon non mi fate andare a pensiero, vabbè. Non va bene, come hanno così? Io lo sta la finanza in giro, va a finire che ci piglia tutto quanto, aspetta. Permettete, alzateci pazienza. Giornale. Ma che c'è? Ma cosa fai? Un giornale costa 400 lire! Vabbè, che l'ero cinematografo, Guardate che scostumata la salute. pare che bocito. Vedete. Così. Toto, 3. mi faccio la mazzetta. Siamo a Brio Film. Ci avremmo un film a luce rossa, che la so bene, non ti preoccupate, porti. Ma vieni mamma che c'è sì, la luce rossa, ma vorrei che si ti faccio vedere la luce verde a te. Allora, gaita che palma, fumate. È fumato per un sigaro, tengo pure vecchio che barba, tengo pure vecchio. Oh spiritoso tu e non ti preoccupare. Quella donna Malia, se tu non paghi e i soldi, se mi hanno a pigliare per Vicenzina Santa Croce, oh masta mia. Oh, basta mia! Pare che sia cavo quando basta mia! Imbecille, perché ti tieni a ricere? Ricordati che io sono un signore. Tu davanti a te hai una persona per bene. Sono il ragioniere Achille Petrosino, marito legittimo di Geltrude Pappagallo che discende dalla famiglia. Ressigna! Dalla famiglia dei nobili principi Pappagallo. Stamattina, non mi fa confusione in mezzo a via, ma venne, no? Io se lo vedo pappagallo. Ma voi non lo sentite, donna Su? Che ha ragione anche voi, calmatevi un po'. Ma che mi devo calmare, donna Su? Ma lì, ma vedo, se mi facete così, ci facete vedere. Ma a me mi si risponde così.
questi lazzaroni. Chissà, è un ragioniere che andava voi siete giù. gente di strada che state buttando, solo uno da voi che si può aspettare. Gentaglia. Avrà ragione. O Marchese Pallipol. Noi se non possiamo mi stessimo miezza via. Come mangiassimo? Vedete come mangiasse? Perché c'è bisogno di loro per mangiare. Se ci fosse presente mia moglie Gertrude Pappagalla, vi faccio ricorrere a quando ne siete. Guarda, ci fa mugliere voi. metti sempre uscito un mese. Ma perché che faccio questa migliore vostra? C'ho un nostra sargento e c'ho un testa capurola. Ragioni, chiama Olito Fornia, ma vengono lasciami mai a partire. Ma voi ci pensate? A me, a ragioniere Achille Pedrosino, marito legittimo di Gertrude Pappagalla che discende dai nobili principi Pappagalla, eccetera, eccetera, eccetera. Per male che hai tetto c'è. Ma per te via. Faremo un pacchetto di muratto. Siete mi pavo, metto in conto. Tre, mette pure questo in conto. Pure questo. Ma la mia finì, ma che viene una e mette in conto, viene un'altra e mette in conto, e mette sempre in conto tu. Ecco noi quando mangiamo poi. E dai. Dato. Ma si può sapere che avanzi che lo stava facendo tanto sempre? Come che avanzi? Io nemmeno avanzammo 5 stecche di sigarette, 3 moratte e 2 Marlboro. E per 5 stecche di sigarette fai tanto a morire. Così, Ma so, io non buono voglio. ma finire a mettere in conto. Tu devi stare zitti, capito? Dei mongoli, ma fanno a bere come ho fatto non io loro, sti 4 fatiente, se ne sono tratto tutto qua. Bravo! La piazza è pulita. Si vede che stamattina la NU ha mandato qualche servizio straordinario. Ecco pulito dice, brigadiere. Già, perché la piazza è più pulita che questo non la potevo trovare. Volesse dire che noi stiamo in da monnezza, allora non ho capito. Noi siamo politi. Totò, è inutile che fai lo spiritoso, hai capito? Tu c'hai una brutta segnalazione nei nostri uffici. Ma che te che brei con gli uffici vostri? Lo sai chi è che ti l'ha che fare tu? E perché tu hai pigliato un brutto vizio? Io? Sì, Un vizio? Ma che vizio hai pigliato? Quello sarebbe? un vizio lurido e sporco. Oh, guardate, è carino, hai capito? E volta a fuoco contrabbandiere le sigarette. Ti l'ho poche povere, Totò. Io? Ui, io tengo povero. E sì, tengo povero, allora chi se che te? Un barodalco, te? Cretine, e perché fai l'imbecille? Chiamo. Il maresciallo sa bene. Brigadiere, prego. E vi ho dato l'augurio al prossimo maresciallo. Grazie. Il brigadiere sa bene che io di questi mestieri loschi non ne faccio. Io sono una persona pulita. Brigadiere, io sono il ragioniere Achille Pedrosino, marito legittimo di Gertrude Pappagalla che discende dai nobili principi Pappagalli, eccetera, eccetera. L'avete musicata? Che cosa? Questa canzone? Che canzone? Quello è il mio casato. Una canzone. Ha fatto Una casa. canzone troppo lunga, ragioniere. Ma si fa. Sentite, comunque io qua Basta. sono pulito. Comunque basta, stai avvisato, eh? Stai avvisato. Avvisato. Sentite, io sono una persona a posto. Sta pure a sentire, vai. Dimmi una cosa, sentire. Un generale non c'è sta. Brigadiere, che non sto morendo nella casetta. Decidimi a chi volete. E io rispondo. E bravo. T'hanno imparato buona la lezione, vero? Quando senti a me, non fa come ha fatto tuo padre, non pigliare il suo esempio. Esempio contro la legge facendo contrabbandiere. Ma piuttosto, abbardo un mestiere. Vai a scuola, impara a leggere e scrivere. Fatemi contrabbandiere non faccio. Ma prima si faceva e tradeva legge con una dritta pugna. E le faceva mangiare, faceva campare. Bravo. Ma che state lei, Pilu, chi stai parlando lo che fa? Ah, e che te ne avrei tu con brigadiere? No, non c'è niente a che fare, questo non c'entra proprio. Ma tuo marito sì. Tu sai che tuo marito non ha ottima stima sui nostri uffici. E perciò adesso io, quando avrete a me cambiato, avrete. E qualche pallone mi è arrivata alla caserma, perché io a me non avrissimo manco morto. Oh, sancio brigadiere, io da tempo che ci immaginate che qualcuno in mezzo a noi porta palombo in coppa a finanza. E saccio pure chi è. Ah, ma questo dietelo per te, perché guarda, io saccio e non lo voglio sapere. E questo vale anche per tuo marito, perché tuo marito non ha ottima stima. Tuo marito è uno dei cosiddetti boss in questo giro, io non posso sempre aiutare, io sapete, vi voglio bene come figli. Non vi preoccupate, brigadiere, che vedete mio marito ha deciso per sempre di lasciare sti preti in Napoli, sti preti che ci siamo cresciuti e ci stiamo con
piacere, ma che purtroppo ci è andato soltanto dispiacere e morsa male. E così abbiamo deciso di segnare un frate mio marito sposato che sta a Palermo. Tutta la famiglia ce ne ha a qua, in due quartiere non ci vedete più. E forse si salverà, e come lavoro e come posizione. Sì, brigadiere, pure perché è rimasto piccerino. E Cavellino potremmo restare guaglione. Proprio perché se ce ne ha due frati sposati che sta a Palermo. Va bene, mi raccomando a te, Assunta. Io me ne vado. A proposito, Galantò. Qualche altra cosa? Galantò, io ti faccio un altro avvertimento. Cambiate sigarette e non se ne hanno a vendere. Intesi? Sigarette e cambiate non ne voglio vedere. Non sa da fumare, cambiate. Ah, non sa da fumare, capito? Ui. Non sa da fumare, capito? Hai capito? Non sa da fumare. Ma sti imbecilli come si deve fare? Allora metto un manifesto con Matilde cinematografa vietato a fumare. Mi sto facendo invece l'obbligatino. Ah no, pensa per te, perché per gli altri ci penso io, la legge. Hai capito? Signori, a ben vederci. C'è una cosa a voi. Non sa da fumare. È una lezione di morale, ma avuto stamattina. E hai fatto una bella figura, hai fatto. Moglia! Moglia! Esci qua fuori che se ne aiuto, mogliera! Mogliera! Esci che se ne aiuto, se ne aiuto, se ne aiuto! Se ne aiuto! Che combinato? Che passa? Chi si sta partendo male? Chi si sta partendo male? Che passa? Che gran venuto? Ma che stai scema? Ma che fai tu? Rispondi con chi mi tradisci? Chi è? Guarda, ma chi Vittorio. gliela vieni? Accidenti, accidenti, scema, vieni, Guardate che lo nego! Quello nego l'evidenza dei fatti! Guardate cose pazze! E piglia cerchiamo un Io faccio. mi sentivo una cosa di proprio una cagoppa, cose pazze! Guarda, chi Ma ti dove veramente parla? Ma accidenti, va, vieni, va, credi? Tirati su! E allora chi ti ha gravitato a te? Guarda là! Guardati, chi mi ha gravito? Ya passa, nuova, ya passa. Tu che stai all'udevi, sì? Io mi credo che avevo passato. Beh, Totò, mi devi credere. Mi devi credere. Mi dispiace che io sono un signore. Se io non fossi il ragioniere Achille Petrosino, marito legittimo di Gertrude Pappagalla che discende dai nobili principi Pappagalla, eccetera, 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 io ti sputarei in faccia. Donna chi? E voi potete di sputare in faccia, facete sto romanzo. Sul luogo, io. Uè, se non la fornisci, se non la fornisci ti vanno all'ospedale, lo Ma so. come tu dire sta cosa, allora crea allora? No, ma non l'hai capito, è meglio che te lo spieghi, ma essere sempre così scemo. Perché? Teresa, papà, un brigadiere ha pigliato tutte ste sigarette e se la mette sotto la panna. Hai capito, cretino? Guardate che fa pensare, le cose pazze. Ma sgravi, dai. Madonna, Ha fatto un maschio, ma non si deve avere scala, c'è una carterina. Ma ti mi ha posto che le scarre le sigarette un dopo mezzanino. Ma già metterà a cucinare a casa, viene passa dentro la cucinata, io sei. Poi l'urate mi ha permesso, se è qualcosa mi chiamate, sto morendo, Moratti chi fuma, Moratti chi fuma. Murat, Malboro, c'è Saffiette, chi fu? Fumate che fa bene la salute. Non dicere fessari, fa bene la salute. Quando mai le sigarette fanno bene alla salute. Uè, state zitti e fammi fare, capito? E tengo pure il palmane. Chi dà del palmare che l'erano frenuto? Uè, mo sa che ha fatto? Piglia le sigarette, mettilo il cadino. E fate un giro per la piazza, va. Ah, pure dice buono. Ma che fai sale e gioco. Tatanno se ne va! Va a vendere! Hai capito no? Tatanno se ne va! Perché poi le mani c'è Saffietto! Andiamoci, a Luca, andiamoci! Che vengono la male che c'ha di mala settimana! E che guai che oggi passato? E che guai, ma lo trovi a chi stia, lo trovi non lo so. Ma non è chi? Per piacere. Oggi è un momento a parte rinde. Mi date un occhio magazzino. E che faccio il sigarettato? Già, guardate che Sono una persona per me, Achille Petrosino, marito legittimo di Gertrude Pappagallo che discende dai nobili principi Pappagallo, eccetera, eccetera. Che si truai, ma farà la finestra, che Guarda la fa? bancarella. Ah, meno male. Donna chi? Io dicessi una cosa. Perché non mi offrite una bella tazza di caffè? Voglio io dicessi un'altra cosa. Perché non tu su te ne vai? Vedi? O voglio non essere offerta una tazza di caffè a me. Una tazza di caffè. Donna chi? Pare come se mi avessi cercato un palazzo di casa. Io una tazza di caffè faccio cercare. Non cambia niente. Se torniamo 600 mesi indietro, che poi sarebbero 50 anni, non cambia niente. Perché allora che i soldi che oggi ti compri un caffè, ti compravi un appartamento. Quindi io un appartamento a te non lo posso regalare. E allora voi mi tenete a casa e io mi vado a pigliare una bella tazza di caffè. Ah,
Finalmente posso fare un po' di lettura in santa pace. Signore, ti ringrazio. Donna chi? Chi è? Qui, Don Vincenzo. Ma la picciola stessi facendo perdere il cervello. A me, scusate, perché Don Vincenzo? Come perché? L'appuntamento è andato lì. Qui, vicino a un bar Andriuccio. È venuta pure, che c'era una abbasciare la mattina. Ah, scusatemi, forse avrò capito male. Abbiate pazienza, gli anni pesano, si fanno sentire. Abbiate pazienza. Famiglia, mamma, che famiglia, guarda qua. Ehi, Don Vincenzino bello. Buongiorno, Tony, che sei? Com'è che si parte? Sono venuto a fare la masciata da noi. Sì, La vedete come va? veramente una schifezza. Oh, Vincenzino, ma a me mi sa che sta qualcuno che miezza, che porta la palomma in coppa la finanza. Ma che pare cielo, ma chi vuole fare una cosa che essa? Don Caso Vincenzo. tutto buono di uno. Don Vincenzo, noi se vogliamo fare il conto di quel carico di sigaretta dell'altro giorno, io sono pronto, ho preparato tutto l'incartamento, tutti i conti. Oh, Naghi, ecco mi fa cambiare la vita. Ah, eppure dite bene. Chiaro, abbiamo vicino al padre di Saverio, quando faccio la masciata a Salvatore di lavoro e sono da voce. Va bene, va bene. Avete ragione. Io certe volte mi rimbambisco e anche mia moglie che mi fa rimbambire. Beh, io vado, vi raccomando, Don Vincenzo, non mi fate attendere molto. Già da stamattina mi avete fatto stare settato vicino a sto tavolino in mezzo a questa gentaglia che ci fate i calli con me a scigna. Oh, Naghi, io papà, Lo so. e poi avete a fare quello che di chi? Iate, e aspettate. Non vi preoccupate, corro, volo. Oh, mamma mia, bella. Ragioniere. Dimmi, bella. Si dà schifezze e tutte ragioniere. Vabbè. Avete fatto una bella figura. E come ti permetti? Chi ti dà tanta confidenza? Chi ti dà questa licenza? Ma quale licenza? E sigarette ben che senza licenza. Ah, mi dispiace che non c'è mia moglie Gertrude per pagarlo. Nonna chi? È pulito. Sono andato. Già. Volo, Don Vincenzo, volo. O correre è un forte miglia, Don Vincenzo, non vi preoccupate. Volo, ma avete Piano piano. Piano piano. A me, a me. State là che attenti, alla vedere. Sto camminando. Sono cose pazze. Poi Tore, a proposito, io a marito che le mani stesse facesse pure ambasciatore. Stanno pochi fatiche questi. Va bene, non vi preoccupate che avevo manna. A sta fatti va, esce tra pochi fatiche per marito. Oh Vincenzo, Cassani vogliono questo. Facciamo dove ci a tempo a tempo. Dimmi una cosa, può fare guarda che più. Ecco, ma no, non mi ci. Io sapete che c'è bisogno di faticare. Tengo solo una mamma che ci ha pensato a tutto. Vabbè, allora tu rimane la notte dove abbasciavo scoglio allora. C'è stata voi? No, io non ci sono perché mi ha già trovato ischi. Ha già cattato cittinava di sigaretta. Canario. Comunque poi c'è stato Salvatore, non mai interessa. Va bene, non mi ci. Salvatore è un caro amico, è fatto a compagnieri. Ma mo se non mi darà più comanda, me ne voglio a casa perché si è fatto che la mamma da mangiare. Ma perché voglio? Hai mangiato tu a mamma te? E se capisci, tengo il dovere di fare nelle condizioni che sta mamma mia. Ma perché sta poco buona? Donna Tre, questo cielo è stessa malata. Ma perché che tieni? Donna Tre, mamma mi è sciacata. Perciò che a Basci non è scesa mai. Nessuno la conosceva. Beh, come è successo sto fatto? E che vai a dire, Donna Tre? Non mi facete manco a ricordare. Ero giorno del 24 dicembre, a vigilia Natale. Io potevo tenere 7-8 anni, ma me la ricordo come se fosse ieri. Padre, come al solito, era asciutto di mattina in presto per chi affaticare. Facevo fravacatore. Si era fatto l'ora che la mamma mi aveva già preparato la tavola e si aspettava solo essa per mangiare. Tutto assieme, una bussata di porta. Mamma mi corretta per aprire, con la speranza che era papà, per se l'abbracciare e darle l'augurio di Natale. Ma non era papà mio. Era un carabiniere che veniva a portare notizie che papà con un incidente sul lavoro era morto. Mamma mi sta notizia, uno strillo che mi è rimasto in orecchio con mie colpi in una mitragliatrice. E non mi retti più. Po forte dolore, che l'occhio che mi parevano 2 stelle, sono studiati per sempre. Ecco perché sono messo contrabbando. Per faticare, per portare i soldi a casa. Ma mo, scusatemi, donna Tre, scusatemi se vi ha girato fastidio quel chiacchiere mie. Scusatemi pure voi, non vicino. Ci faremo rimane a sera. State per buono. State per buono. Ma fate paura
dei chiapparielli voi. A proposito dei chiapparielli, ma va a parte ride e mi va a fare i maccheroni a oliva e chiappere. Abbiamo permesso, guardatemi un poco magazzino. Ma subito torno. Si è commosso. Mi sa che c'è sta essa solo. O c'è sta pure chi lo vuoi lo figlio. Ah, buongiorno, piacere. Buongiorno, adesso state solo. Eh sì, mio marito è uscito con certi amici per un affare, ma sta prossima per venire. Io a Salvatore marito lo volevo dire... Si vuole venire a fare una guardia che si rimane a sera. Ah, io avete parlato con questo, perché queste sono cose che a me non mi interessano. E lei, mio marito, mi fa interessare. A proposito, poco fa a Miezza è venuto il brigadiere della finanza. E che volete? Ma io sono sicuro che a Miezza noi ci sta qualcuno che porta palombo in coppa a finanza. Ma chi vuole che fa una cosa che essa? Certo, se poi c'è sta qualcuno che a suo anno che ha perso la capa per te e tu fai finta di non te ne accorgere. E essa per sfregge tu vuole avanza mandando in galera. Questo non lo sai. E invece io saccio. Io sto qualcuno che si è messo sto brutto verme in capo son canna che ci ha diritto che se l'ha dato a capa. Perché ha da capire che io sono una femmina sposata con un figlio e non potesse mai fare torte che sta a marito. Ma su queste cose non ci da pensare. Certe onorabilità non contano più. Oggi siamo nel mondo moderno. C'è sta gente che si puzzava di fame e oggi è proprietario dell'appartamento. E perché? Proprio perché a certe piccolezze non ci bada. Perciò decidi da cambiare mentalità. A così dai una venita a figlia e marito ti cambia posizione. E non stai più col pericolo che su qualcuno che conosce tu pollo va vicino mandandolo in galera. Dice, ma voi vi rendete conto di quello che state dicendo? Ma ci pensate voi? Io a marito non lo voglio perdere. Pur se mangiamo di fame, ma non lo voglio perdere. E se non lo vuoi perdere, sai quello che ha fatto. Lassami. E come ti sei permesso, ma non ti permettere più a me niente. Ma fai ridere così minacci. Ricordati adesso che tengo coltivo la parte romanica. Non mi fai paura, Vicenza Santa Croce. In da stocchio tuo ce lo ciampami te in essere spregevole, o rifiuto dell'umanità. In da stocchio tuo ce leggo tradimento che tu volessi fare in quella una famiglia onorata. Volessi spezzare amore e mamma non ben ardente a così come si fa stracciare foglie e giornale. Ah no, e se Dio mi sente da fare volere i suoi perché se a così non posso, io femmina è buona, in mano a marito ma non ci faccio spurcare, no. Ma sarà Gia che ti scippa o carapietta, mi capito? O carapietta. Ah, chi vuoi pasta, carapietta, ne? Ah, Salvatore. No, niente, parlavo con Don Vicenzino. Oi, saluto, vicino. Poco fa è venuta la finanza che a Miezza e io dicevo che sono sicuro che a Miezza a noi c'è sta qualcuno che portava l'uomo a finanza. E le stavo dicendo che io femmina è buona, si sa chi è, o scippo carapietta. E invece tu non scippo carapietta a nessuno. Qualunque cosa ci sto in caino non ti scorda mai. Ti pare, vicino? È giusto adesso, dice buono Salvatore, queste sono cose che aspettano agli uomini. Ma Salvatore, lasciamo perdere queste cose. Io sono venuto per parlare per una guardia di sigarette per domani a notte. Stai calmo, che mi ha parlato guarda che sigarette. Fammi sentire in condizioni, vai, va. Dunque, volevo sapere se volevo stare a capo della paranza al posto mio. Quando mi busca? Un 40%. Un 40%. Ti conviene? Facciamo 50. No, Salvatore, un massimo posso fare un 40%. Resta fatto, Vicenzino. Un 40%. E allora ci prima domani a notte a Toro Griego, e 12. A Bascio Squadrone. Non ti preoccupare, stai tranquillo. State buono. State buono. Onnasso, i miei rispetti. Buona giornata, Vicenzino. Salvatore, Ehi, Salvatore, ti prego, non ci... non ci va. E tengo un brutto presentimento, non ci, non voglio che ci Ma vada. brutto presentimento che faccio i ieri. Io contrabbandiere faccio che sono nato, sono amici. Hai ragione, ma che può a me? Io non voglio che tu ci vai stasera. Ma perché vuoi non va? Qual è il motivo? Perché non puoi? Ma non lo faccio vicino. Oi, figlio mio. Come stai? Stai buono? Care, Sto buono. stai buono? Sì, mamma tenevo pensiero, ti aspettavo, tu non venivi. Mamma te ne può pensare, ma là da capire quando esce la mattina. Non posso stare mica con gli orci mai a fregio, io se non vado a camminare, noi o solo non trasano, va così, dove a papà. Rimane una cosa, si chiude la scuola. E come ci? Stamattina sto creatura è stato vicino a me con 23 sigarette. Poi è venuto un maresciallo, si è imbrugliato all'acqua, che vuoi pensare che vuoi a scuola? A suo ammesso fatto non mi sta bene, non mi piace.
Ma ti pare che la figlia mi ha da crescere senza un avvenire, senza un'istruzione? Che mi richiede che mi fa figlia mi ha da studiare, capito? Hai ragione, è che da già dici. Vuol dire che Pappaniello rimane in poi va a scuola tutte le mattine, non ha da mancare mai. Pure si mangia sacrificato su lì che servizi da casa, qua vendere le sigarette, con lavare, con stirare. Ma Pappaniello dai a scuola. Sta contento, va. Papà, mamma, ma perché vi pigliate tanta collera per mezzo amici? Mettetemi in un collegio. O collegio? A così non tenete più responsabilità di me. Io studio e vengo istruito. E quando divento una persona importante, ci pensi a venire a mangiare. Che fai? Ci pensi a venire a mangiare. Tu? Stiamo a posto. Mangiamo a terra e ce ne andiamo in coda con questo, Pappaniello, bella mamma, ma che dici? Ti vuoi giurare? Sta lontano a papà tuo e a mamma tua. Come facciamo più se tu ti giuri? Ma voi ogni tanto mi venite a trovare. E poi quando sono giorni di festa, Pasqua, Natale, mi vengo a passare a casa insieme a voi. Salvatore, che dici? A te aspetta a decidere. E che già dice, non è a su. È la stessa cosa che tu rissi una vita per crescere una piantolella. Ma quando ci avessi messo affezione, volessi una tempesta e ti passa in terra, dice. Tu che decisi a su? Che potesse, dice. Non lo saggio. Non lo saggio, Salvatore. E basta, mamma, non fa così. Non dà lì. Papà. Vai tu a papà, che lei? Mamma, facciamo conto che mi sono fatto rosso. E voi vi siete fatti vecchi. Sì, ecco, facciamo conto che tengo 30 anni e voi ne tenete 60. A me come mi chiamasse, perché a quell'età che mi passa ancora con voi. Papà come ti chiamassi? Papà ti chiamasse l'uomo da casa, figlio mio. E allora l'uomo da casa ha deciso. Può bene la famiglia, può bene questo, ma voglio giurare e basta. Basta, come dice, e a così voglio. Ma state zitta, come ne ha così voglio. Anzi, mentre mamma ti prepara la tavoletta per mangiare, tu pigli un po' di libri e papà ti impara un po' di storie. Sì. E perché tu sai la storia tu? Io, la storia. La storia è forte mia. Faccio storie con mamma di tutti i giorni. Allora, visto che sai la storia, proprio... E perché mi fa qualche domanda? te la voglio fare. Fammi, Chi è Anita? Anita vicino a me, chi è Anita? Guarda questo figlio mio, voglio bello papà. Ma tu mi hai fatto una domanda troppo facile. Chi è Anita? Chi è Anita? Chi è Anita? Hai capito, figlio mio? Chi è Anita, papà? Anita è la moglie dello fruttaiolo all'angolo, Don Antonio. Anita, la moglie di Garibà. Cammina, Garibà, ma partirino. Cammina, state zitta. Ma come, figlio mio, parte. Ci voglio giurare in tuo collegio, ti vuoi giurare. E si va così. Mamma tua ti accompagna che preghiera che mi riga sera, figlio mio. Ti accompagna che preghiera me. Signore
ti faccio vedere io, scostumato lazzarone che sei. Nasce tu, ma che gli ha trovato a me? Come che vado cercando? Io ti ho fatto una domanda e tu mi devi E rispondere. non faccio tu qua proprio, a cominciare a questo. Poi ogni tanto dici che io tocco. E tu volevi toccare me, scostumato. Io sono una signora. Ma ti va a toccare a voi, poi. Io sono Geltrude Pappagallo, moglie legittima di Achille Petrosino. Che sia Pappagallo, Ecco. Dunque, volevo sapere, se ti ho fatto la domanda, volevo sapere ove mio marito. Ma marito vostro ha fatto l'uovo. Quale uova? E che è una gallina, marito vostro, fa Ma l'uovo. quale gallina? Aveva detto l'uovo, mio marito, lo so. Ah, Chi è? Ove. Ove. Dov'è mio marito? Ah, dov'è? È che dice ove. Dov'è mio marito? Dov'è mio marito? Dov'è lo voglio Dov'è mio marito? Lo voglio sapere da te. Lo voglio sapere da te dov'è mio marito? Ecco. E che ne so, c'è lo suo marito, ma quando è? E ci vuole tanto tempo per Non lo so io, non lo sai. non l'ho già visto. Ma io se ho chiesto a te è perché so che lui lavora dove lavori anche tu. Ecco perciò io te l'ho Quando mai chiesto. abbiamo faticato con voi se marcia a piedi o marito? Ma quale marciapiede? Lavorate nella stessa ditta. Ma io il marito vostro l'ho già visto. Sì. Se mi ricordo bene, o tenevo un bocco cane. Come? A mio marito? Mio marito teneva un mocco nucano. Ma che stai dicendo? Ma non Ma lo che tenevo un stai bocco cane, cosa dicendo? c'è? Ma chi l'ha visto? Ma tu vostro la Povero città con la maritino mio, dove sta? Dove sta? Daniello! Moglie! Io una sciglia. No, pappagallo. Che sta succedendo qua fuori, no? Io pappagallo va a trovare un guardino, marito, Ma che cosa dite? Che cosa dite? A chi ha trovato? Io cerco mio marito. E questa ne è un'altra. Che quando mi avere, si pigliò poche pusillache. Già pigliavo pusile con questo. Non avevo che ci mi pigliavo pusille. Cose pazze. Costumata lavandaia. Non ti permettere, lo so. Non ti permettere perché ti schiaffo sotto ti faccio una mano. A Geltrude Pappagallo, moglie legittima di Achille Petrosino, mi schiaffa sotto. A me. Ah, che siamo mogliere chi lui? Io sono la moglie di Achille Petrosino. Ah, bella, bella. Allora, non lo sai dove sta? Non lo so, chi l'ha visti? Voi. Ambedue. Ma perché non facci bruterno? Mi chiami già sai Ma quale eterno, dicevo? Tutte e due. Che facci? Hai fatto la conserva. Poi hai fatto la conserva e non mi hai tenuto, guarda. Abbiamo fatto la consuela. Beh, la Cristina devo spiegare poco, sì, devo far capire. Sì, voi avete fatto la conserva, ma contro di me. Contro di me. Ma che questa è scena? Ma quale pomodoro? Ma io non me ne sto, No, io non me ne sto, non me ne sto. Sappilo! Chi è? Sei appilato? Spilo. Ti può spilare la donna? Dicevo, sappiatelo tutti e sappiatelo. due che io mi vendicherò. Sì, perché mio genero è nipote del sindaco del tribunale di Napoli. Sì, e io mi vendicherò. Vi faccio arrestare a tutti e due. Ma fa pure mossi storia. A tutti e due vi faccio Ma arrestare. che stai succedendo? La pappagallo che sta facendo le uova del mulino. Ma piglia paura, Dai, hai visto? Non abbiamo fatto fare le lezioni allo studente in medicina, allo studente universitario. Dato, perché fai uscire? Professore. Ma perché tu... Chi è? Ma perché tu credi che hai impazzato a diventare manisciù? Tu, Io qualche giorno che sta diventando veramente un professore all'università. Guarda, all'università tu diventi un grande contrabbandiero. Lo pensate voi? Ma io ci ho deciso, mi faccio chiudere, così me leva mia vita. Sì. se fai giù. Insomma, hai deciso. Fai bene, così ti togli da mezzo a questa gentaglia. Ma da C'è. se ne va. Se molla, là. Ma insomma, tu vuoi o no? Dai, c'è chiappa poco, cosa tiene qua? Ma che cosa vuoi acchiappare? Stai lì. Stai scemo. Devo andare a retta, che sei mezzo pazzo. Ma adesso tu te ne via chiaro. Ho volito no, come ha rispondito ma la gente più piccina, più grossa e ucchi. Ma come la già rispondo? Che non mi provoca? Quello è provocante. Non la visto? Come ti pogni? Insomma, ma fare le mie esami in Dammaretto, lo amo Che sempre per mezzo a tu, sempre per mezzo a tu. Ah, c'ha le questioni, sempre per mezzo a tu. Ah, pappagallo, che le vede la scigna, che là tu c'è la Bibbia, c'era la 48, in Dammaretto, lo amo occasione. Lo amo occasione. State proprio zitta, non parlo più. Che è successo? Chi è? Chi è? Che è successo? Avviamo! No.
Chi ha già chiesto che può fare? Chi è? Vicino! Senza mare. Batti l'occhio. Un battilocchio a Chi è? moglie, marito. T'ha conosciuto, t'ha conosciuto. Battilocchio a chi? A me adesso. Lei, La a lei, conosci? batti l'occhio. A lei, io Tu! faccio battilocchio Tu a vai lei, di qua. battilocchio. Dai, ma che è successo? Potremmo sapere o no? Che ma fa? Ma guarda che là, guarda ma che tu guarda là, io guarda che Che si ma che ci manda un manicomio, stamattina? Chi è? Vedi anche. Io che gusto barbaro che ti è? vedi al cu, vedi. Ma io non vedo niente, ma forse andare a scavare tu sviri qualcosa qua. Io non vedo proprio niente. Io vedi, tu ti sei fatto vecchio. Mi sono fatto via, come c'è sta niente, vedi al cu, che vedo al cu. State zitta, prende sta giovane. Ai. Mamma che sta! Sei sempre la solita, sei sempre... Annaccidere. È una cosa zitto, state a fare. È lui, è lui. Sì, sì, è proprio lui. Ma che sta Un po', scemo? ma la vedi che è sempre lei, la vedi che è sempre lei, La vedi che è sempre lei? Muscetti, tu stai dicendo a 3 euro lui, ma Luigi? È lui. Chi è? Ma Luigi? E lui è lei. Lui è Lui è lei. Lui è Lui è lei. lei. Lui Lei è lui. Lui è Ah, ci capite, ma chi? Gli altri sei. Un'altra volta zitto, zitto, così pazzo. Ah? Un po' zittoso, non ti capisco. Mastro Pei. Vincenzino e Donna Maria. Hai tanti ci volevo 3 ore dire. per dire picchiatina da Navale, ciucci, ticciati. Cose che te ne pazze. frega, no? Ma chi la manna? Uè, perché non ci diamo a parte di rimaniamo là e sta su. Ci tiriamo che la non ha dato fatto i soldi. Chiamiamoci una parte che ma va a chiappagare, sa capire? Chiamiamoci una parte lì. Dammi. Vincentina da Finalmente se ne sono andato, quei due, poi sono due dannati. Quella è una dannata, quella lì. Quella è una dannata, quella a me non mi può vedere. E ragazzo mio, visto che siamo rimasti soli, io e te, ti voglio fare una confidenza. Dite, Tu mi piaci tanto. Tu sei proprio il ragazzo tipo per me. davvero? Quando sei carino. Quando sei carino. Mua! Io adesso devo andare a vedere se c'è mio marito nei paraggi. Sai com'è? Quello mio marito è rattoso. Vostro marito? È rattoso. Oh, nasce tu, ma chi le bici? È vecchia. È vecchia, figlio mio, se non lo sai. La proro nei cupierchio. Anche lui. A mio marito la proro un poco su cupierchio. Guarda, quella adesso corteggia qualche ragazza e si dimentica di questo fiore puro, Ma che te ne bricci che sta fresco e immacolato di sua moglie. Hai capito? Adesso io me ne vado e se lui viene qua e mi cerca, tu gli dirai che io sono andata in cerca per cielo, per mare e per terra. Per cielo, per mare e per terra. Mua! Mua! Per cielo, per mare e per terra. Per cielo, per mare e per terra. Per cielo, per mare e per terra. State accorto voi scogli. Ma che teniamo in bocca che sta creolina? Beh, ma fammi a studiare, va. E allora l'hai vista a sonno, ci parlava? Dice che la cadurisce è giusta, però non ti scordare che si immagini si vicino a te perché ti voglio bene. E non posso fare certe cose innanzi a me. Per me sarebbe uno sfregio, una tagliata di faccia. E io per fare sfreggia questo voglio fare. Alla fa sapere quanto sono giù a marezza. Ma Salvatore non la penserà così. Salvatore penserà a un'infamità da tua. E io questo non lo voglio. Mamma, ti prego, non ne dici più questa parola, non voglio. Perché quando sento questa parola mi ricordo di Rosello. Che la voglione bella e semplice che Moretti ci face l'anno coppia e scoglie.
Non dicere che è per mezza mia, per colpa nostra vorrei dicere. No, mamma, chi mi fa contenta non mi faceva vedere più. La purella aspettava un figlio mio. E poi scorno e poi dispiacere. Sotto a mare ci faccio lanciare un coppia scoglio, quindi chi sente l'itto che porta tu coppa la coscienza. No io. Tu mi fa finire Rosella. Rannami sotto all'occhio, o dispiacere ti fa vedere che ti metti cassunta la moglie di Salvatore. Un giovane che ti tratta come un'amica, ti va bene come un frate. Ah no, vicino, i gesti non te la faccio buona. I faccio mora sanzona con tutti i figli sdegni. Io parlo, è quello che ne viene. No, assu. Ricordati che se Rosella solo hai la vita che in mano soia. A te dà la vita così in mano. Ah così, oi? Ah così. Vedi? E che sono queste cose mie sapere? Tu sei un'amica, una brava persona. A male ti va bene queste cose, non le fa. E avrà ragione, Salvatore. Chi è una serpa velenosa, che va a non volere rindere casa del povero gente. Vada, ma questi parole stai tirando tu stesso, contando a morte. Ah mamma, che state dicendo? Che sono queste parole contro la Vicenzina? Vicenzina è uno che stima e rispetta l'amicizia e tutto quanto ne ha in suo quartiere. E dice buono mio marito, così è. E poi voi volete tanto bene, che sono queste storie in mezza via, che a chi non mi va sentire vi sente. E oramai si va così, è meglio che la gente lo sa, quando è infame e traditore. Statta zitta, alla femmina. Vicino. E beh, mi metto in mezzo amichevolmente e tua presenza mira in un pacchero innamorata tu. E allora passa per un pagliaccio. E ce ne stanno tanto per un di pagliacci. E tu insieme a loro. Che un pagliaccio sta in tuo quartiere e chi sei tu, vicino? Stai dicendo? Non ti paura che ti sono un piacere per No, papà, non fa. Io non ti voglio perdere, papà. Oh, papà, belli papà. Papà stai paziando. Perché non vale manco la pena a sciupare colpe e pistola, però non mi rendo con m'avvicinanza. A te ha stimato sto quartiere, lui. E ringrazio a figli che ti ha salvato la vita. E mi va a te, perché in questo quartiere l'ombra dolce fa schifo. Ci offende, mi capite, invece? Vattene, invece! Vattene, va! Niente, no! Non fai capace, tu ne hai! Tu ne hai! Tu hai capito? Tu hai No, capito? uè, state zitta e fammi parlare. Che ti credi che io non me ne sono accorta che tu fai la corte o citrula. Mi faccia corto, ci trovo, ma che capite, cretino, quello che... Uè, che era cretina? Ma non è- Come, tu hai ieri accompagnato pure a casa? Guardate, ma non si capisce, lascia accompagnare a casa perché quella smette scorno di camminare solo lei. Dice che i guaglioni smettono a presa, fanno la corte, capite? Ma quella priesse, vogliono come avere una fanne per noi. E lo saccio pure, ma che è fissata, è pazza, capite? No, No. Ne è inutile che mi dici fissare a me. Tu la fai a corte. La corte? Sì, la fai a corte. State zitto, non è qua, che figura mi fai fare? La gente davvero si crede che gli faccia la corte a quello, ma tu sei pazzo. Che non aveva trovato manco io sapunare a quello, gli Ma sa? cosa sapunare, no? Capite, no? Va bene. Vabbè. E allora perché ci stai a priesse, Ma che cazzecco, quello mi disse, mi volete accompagnare per favore che devo andare là perché sennò i guaglioni mi spottano e mi mettono a fare la corte dietro, eccetera, eccetera. E che li ha scusato io? Guardate. Che vogliono a sfottano. E io non mocca. Allora non mucco andare. Ah sì, a San Mavrei avrei grazie combinata io a essa. Ma che combinato? La prossima volta che ti vedo, minimamente, pure fanno cenno, ti ha già spaccato tutto questo. Tutto questo ti ha già rompere. Ah, oh, per Dio, no. La voglio fornire, non ti preoccupare. A dammi i mocca oggi, non ti preoccupare. Ma no, così faccio. Io non ci faccio niente a quello che le a me. Hai capito perché lo vai a priesse, hai capito? Perché quello te ne sorda. Picciolo vai a priesse, sì. Insomma, qua sorda. La sorda.
sordi, che le mie antipatiche sia un marito. E allora perché ci vai a presso? Perché la fai a corte? Ah! La corte, faccia la corte perché l'ho accompagnato, non gli faccia la corte, ma insomma sei geloso con lei, che con l'Achille, è possibile va? Io non capisco. Geloso gli parlo tanto per parlare. Gli pare geloso di te, e pure sì, sì è buono. E tenga così, è vero. Ah, così è te. E così, Bruno? Parla buono, non so, ho fatto apposta. Sì, fa. Stasera non ti ritirò, Perché? Stasera non ti ritirò proprio, perché non ti voglio parecchio. Stasera la serata che ci fa qualcosa di solito, che non stiamo facendo niente, non può fare tempo, non me lo dice. Stasera non me lo dire perché devo andare a fare quel carico importante, hai capito o no? Fu carico stasera. Non ti preoccupi che lei non pensi che io stasera vado a mezzo mare, che ho rischiato la mia vita. Cose pazze. Vai in mezzo al mare. Ma se tu non vai in mezzo al mare, noi non mangiamo. Perciò ti dico, tu non essere geloso. Pensi invece che a questo povero maritello tuo va a rischiare la vita sua o carcere. Hai capito? No? Potrà mangiare te. E poi si mette a fare pure la gelosa. Non è vero. Chi è? Muo babbio. Muo babbio, Va in mezzo al mare, va a rischiare la vita. Perché non lo so. Meno male che chi l'hanno fatto pace. Meno male. Perché sennò gli vanno tutte cose. Vattene perché tu a me non muoio bene. Come non voglio bene? No, non muoio Come non bene. voglio bene? Come non voglio bene? Che esca pazza, perché esca pazza. Io arrischiami da via. Ma perché fai un fumonello quando parlo, maronna? Sciazzecco, quello è il sentimento che mi esce in. Ma allora muoio bene. Si capisce? Muoio bene. Andiamo a sempre poi. Perciò quando sto vicino a te, io mi sento sempre un calore. dammi Un un calore che mi sale. dammi un Mi sale un calore. È stato qui, cambiezza no. Ma come sento calore non Per la mia parterina. Ma come partire dammi un vaso? Oh calore, ma la parterina da me. Maronna, mi finisco. Un calore che senti? Tato. Che Ma tu senti sto calore, mamma bella sto squagliando. Non capisco come fanno certa gente a camminare. Io per me passa la giornata in dall'acqua e margelline. Ma alle 7 la mattina perché mangiare un brisca? Fresca, sola, una persona si consola, questi vesti che sono asciutte, si guadagna la salute, che piacere a me. Che passate, che godere, questo povero che si muore, stongo frescare in dia fuori. Tu invece mi hai fatto innervosire. Facciami la messa, Ti nervosi sempre? Sì. Muorisci, via, parliamo. Mengano ognuno con chi soggia bello. Quieta. Mi fa tanto diventare nubile cuore. Vero? Non mi ligna, io non so tutta donna. O Mastro Giorgio e sto quartiere qua. Non so più io, mannaggia la libertà. Scorse fanucce, tengono brutto pollici in d'orecchie. Sopra vitore vina e si marraccia. Tascaricaricando intorno scorse fanucce, mi mannaggia la vita. Ma tu non vuoi, no? Ma hai dato un via te! Te ne hai da... Quasi cosa? Riesci a partire, ma la Vieni, voglia! Ma ieri, tu, prima che calore, prima che freddo. Marica così, tu ma per forza, guarda che mi hai combinato, tu mi hai fatto la melenzana. La melenzana, facciamo a foggiatelle. Foggiatelle, faccio vedere io, foggiatelle al latte, lo faccio prendere, preoccupare. Ma tu si manesche male, sì, Toto, sai se ci sta Salvatore lì? Che lo sai, sta Salvatore, non so ci sta Salvatore, ma perché non vai a Salvatore? No, ma mi è andata male. Perché i vicini sono rimasti ammasciati, era visto tutto quanto noi la paranza. E non ci scordavo che più tardi dovremmo fare che Lucari che abbascia. Non c'è bisogno, tanti ci ho visto a Salvatore, lo sappi già, anzi ma proprio io ci stai a dire che ci abbiamo preparato perché si è fatto quasi orario. Hai capito? Vabbè, allora ce l'ha vista tu. Non ti preoccupare, stai senza pensiero. Ma tu stai accorto, ma che fai a me? Non mi passa la pensiero. Ma qua pensiero, non ti preoccupare, che io ho abbasciato il ragu, ma Sì, Antonio, ma che
vai a mare. Che è? Arabo l'uoc. Ma credo che era rapia. No, dica arabo l'uoc, stai attento. Non ti preoccupare. Quando ti era un uoppone vicino a te, un uoppone. Pensa perlomeno a creatura. Già, avevi ragione. Ma ti aiuto, te. Chi è? Chi è? Un figlio vostro. Ma guarda che ma Ma era aiuto. ma da aiuto, chi l'ha ancora da nascere la aiuti ma poi chi l'ha ancora da nascere? È un creatore che sta in movimento adesso, poi sta per nascere prossimamente su questo schermo. Mamma, io non ce l'ho da me. Che te Altro poco ti assomma che sta parte. Chi è che sta venendo? Un ditto uguale. E chi sarebbe Guarda, chi sono? Donna Geltrude con il marito. Oh, c'è trulo, ma siete... Andiamoci una parte lì, Andiamoci una parte lì. Andiamoci una parte lì. Anzi no, ya sta qua. Ya stammi Mo'